A tutti voi buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Screenshot. Oggi vi prendiamo per la gola e non solo per la gola. Parliamo del prosciutto di San Daniele che ha conquistato Milano. Vi raccontiamo di un'esperienza davvero particolare, insolita, inedita, che è quella appunto che ha per protagonista il consorzio del prosciutto di San Daniele che dal 7 al 12 giugno ha deciso di raccontarsi. Lo ha fatto a Milano, lo ha fatto nel contesto della Milano Design Week e in particolare l'esperienza è quella del fuorisalone. Chi ha frequentato l'ambiente sa che cosa significa essere a Milano in quei giorni. Ci facciamo raccontare questa sera che cosa ciò ha significato per il consorzio e che cosa questo ha significato per il prosciutto di San Daniele. Ne parliamo assieme a Mario Cicchetti, che è direttore del consorzio del prosciutto di San Daniele. Buonasera, grazie per essere con noi. Buonasera, grazie a voi. E con Alessio Prolongo, che è vicepresidente del consorzio. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Tra poco vedremo un po' anche le immagini e sentiremo anche alcune interviste raccolte proprio nel contesto del fuorisalone. Parto però subito da Cicchetti per chiedergli come mai il consorzio ha deciso di intraprendere questa avventura. La chiamo avventura perché era qualcosa appunto di nuovo, come abbiamo detto, di inedito, in un contesto che uno magari non associa direttamente al prosciutto, quindi una sfida, anche se poi, insomma, come ci racconterete, come scopriremo dalle vostre parole, i punti di contatto sono molti di più di quelli che si possa immaginare. Beh, abbiamo avuto un'idea che ormai per noi era abbastanza consolidata, perché la prima idea ci è venuta nel 2019, prima del Covid, quando abbiamo pensato di partecipare a Fuorisalone con un'installazione immersiva che raccontasse gli aspetti diversi da quelli che di solito si raccontano su un prodotto tipico del Made in Italy come il prosciutto di San Daniele, cercando di spostare l'attenzione su quello che sono gli elementi che costituiscono il nostro prodotto e che non sempre si riescono a rappresentare visivamente. Volevamo quindi trasporre in senso concreto quelli che sono gli elementi caratteristici del nostro prodotto e farlo in un contesto che fosse legato sicuramente agli aspetti del design, della creatività, dello stile di vita italiani, che avessero anche una proiezione internazionale. Se uno fa questo tipo di localizzazione, diciamo così, mentale, la risposta è una sola: bisogna partecipare al Salone del Mobile di Milano, in particolare al Fuorisalone, che è l'evento parallelo al Salone e che racconta quello che è il design, la creatività, l'arte legata appunto all'ingegno e al design italiani. Quello che voi avete proposto con questo viaggio multisensoriale, lei ha parlato, no, di esperienza immersiva, è stato portare non solo il San Daniele, ma anche ciò che consente al San Daniele di essere oggi ciò che è, quindi l'ambiente, il territorio, che sono una componente fondamentale. Quindi anche le chiedo che valori avete voluto portare e trasmettere a Milano e ai suoi visitatori. Abbiamo fatto un'esperienza abbastanza nuova, abbiamo installato sostanzialmente un pezzo di microclima del centro del Friuli, quindi era un'esperienza immersiva, come ho detto, mezza concreta, tangibile, c'era l'acqua, c'era il vento, c'era il clima riprodotto della nostra zona, e poi aveva un aspetto figurativo che era da un lato documentaristico, perché c'era un film che riprendeva sostanzialmente questi 2 minuti di realtà espansa e immersiva appunto del San Daniele, e che poi il film diventava un cartone animato che raccontava ancora meglio gli elementi essenziali del nostro prodotto. L'installazione si chiamata Vento, ed era proprio per raccontare quello che è impercettibile e non sempre si può rappresentare fisicamente all'interno dei sapori, del modo di fare il San Daniele e delle sue caratteristiche. L'altro aspetto interessante era che dopo che il visitatore aveva vissuto per qualche minuto la nostra atmosfera, si trovava catapultato dentro la realtà vera e quindi verificava personalmente se quello che era, diciamo così, i contenuti ideali del prosciutto di San Daniele poi si ritrovavano sul prodotto. Infatti abbiamo poi ricostruito un pezzo di prosciuttificio proprio lì fuori dall'installazione, dove la visita proseguiva con una degustazione di prodotto e con un attimo di relax. C'era un dehors particolarmente accogliente che ospitava i nostri visitatori. Quindi diciamo era un aspetto dove si doveva ragionare, ci si localizzava anche per chi non conosce il Friuli, e poi un momento tangibile, quindi la concretezza del prosciutto e la sua, dove esprimeva quello che hai visto nella parte più, diciamo così, immaginifica.
Allora, mentre lasciamo scorrere, direi, queste immagini ed arriviamo al punto anche in cui si vede poi l'acqua, vado da Prolongo per chiedergli questo. Allora, già l'esperienza di degustare il San Daniele appena affettato è di per sé, insomma, noi lo sappiamo bene, una bellissima esperienza. Arrivarci dopo questo percorso la rende ancora più affascinante. Sono anche, ecco, questi i valori aggiunti che voi avete portato a Milano immaginando questo tipo di percorso. Sì, perché il territorio di San Daniele ha un legame indissolubile con il suo prodotto, che è un'eccellenza veramente dell'agroalimentare italiano e di tutto il mondo. E questo legame lo si ritrova anche proprio nelle persone che spesso vengono a San Daniele, vivono prima il territorio e poi lo completano assaggiando quello che è il nostro prodotto di punta, il prosciutto di San Daniele. Mangiare una fettina di San Daniele a San Daniele è un'esperienza che in qualche maniera si completa una con l'altra. Quindi l'idea è quella di portare il territorio di San Daniele, quindi quel cuore della regione Friuli, in altre città d'Italia. In questo momento a Milano è il centro del mondo con questo evento del Fuorisalone, e portarlo e poterlo far conoscere, far vivere questa esperienza immersiva ai visitatori del Fuorisalone, in maniera tale di anche poterli incuriosire e poterli portare a San Daniele a scoprire e ad approfondire ancora di più quello che hanno potuto vedere lì. Lì hanno grattato la superficie di quello che c'è. San Daniele ha un insieme di microclima, un insieme di persone che sono dietro un prodotto assolutamente di alto livello, e un prodotto che va assaggiato e va gustato con diciamo, la convivialità che c'è a San Daniele del Friuli. Quindi questa installazione aveva questa idea, un percorso che ti porta a completare tutto insieme quello che può essere l'assaggio di una fettina di San Daniele. Un territorio importante per il San Daniele o un territorio importante per la stagionatura del prosciutto? Certo, il microclima che c'è a San Daniele è non replicabile, quindi c'è un'alternanza di venti freschi e asciutti che vengono dalle Alpi Carniche, che scendono lungo il letto del fiume Tagliamento, e al pomeriggio il vento cambia e viene dal mare Adriatico, un po' più caldo, un po' più umido, crea un massaggio che i prosciutti percepiscono e grazie al quale la stagionatura migliora di mese in mese con il percorso stagionale che fanno i prodotti. Quindi questo territorio va salvaguardato, questa installazione ha anche la volontà di sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale, sul rispetto dell'ambiente, del clima, sul rispetto del nostro fiume Tagliamento, quindi ci sono un sacco poi di argomenti che si possono sviscerare dalla comunicazione che ha fatto il Consorzio con questa attività. A Milano a seguire questo percorso, questa installazione, c'era per noi Francesca Spangaro, che ha raccolto diverse interviste. Sentiamo quella all'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini. Sentiamo che cosa ha raccontato di questa particolare esperienza alla quale naturalmente ha preso parte anche la regione Friuli Venezia Giulia. Assessore, una collaborazione importante fra il Consorzio e Promoturismo e quindi la Regione. Qui a Milano passerà il mondo, vedrà qualcosa di particolare, sentirà qualcosa di particolare anche da un punto di vista della sostenibilità ambientale, un tema insomma molto caro anche a quello che fa. Beh, questo fuorisalone con il Consorzio Prosciutto di San Daniele, Promoturismo, io sono Friuli Venezia Giulia, il nostro claim che stiamo spingendo moltissimo un po' non solo in Italia ma anche oltre confine, è stato fortemente voluto da noi, perché dopo 2 anni ritorniamo finalmente a vivere una fiera del mobile importante, normale, tra virgolette normale, con un afflusso importantissimo di persone. Milano è ritornato ad essere il centro dell'economia mondiale per quanto riguarda il comparto. Il Friuli Venezia Giulia è presente in maniera fortissima con i suoi claim, i suoi prodotti, perché insomma ci sono dei risultati che ci vengono comunicati quasi settimanalmente, che ci mettono come Friuli Venezia Giulia tra le regioni più ricercate negli ultimi anni. Questo ci fa piacere e questo avviene anche grazie ai prodotti enogastronomici, ai luoghi, insomma piazze importanti per una regione importante. E chi entra qui non solo diciamo, conosce il tagliamento, ma c'è anche un'altra installazione che ricorda proprio la nostra regione,
per esempio anche le ciclabili, vedevo insomma diverse attrattive che ci possono essere in Friuli Venezia Giulia. Come ha detto lei prima, questa è un'occasione più unica che rara. In questi giorni di Fiera del Mobile passeranno migliaia e migliaia di persone. In questo corner bello, importante, emozionale abbiamo voluto riproporre un po' tutte quelle che sono le nostre eccellenze, quindi non solo l'enogastronomia, ma anche, come ha detto poc'anzi, un po' il nostro paesaggio, il nostro ambiente, i nostri luoghi, il nostro Friuli Venezia Giulia. Bello e buono, questa è la filosofia insomma che c'è al fuorisalone, la incarnate in pieno. Bello, buono e conveniente, quindi cosa vuole di più? Questa era un po' così l'atmosfera del fuorisalone. Cicchetti, torno da lei. Vi siete misurati con un contesto insomma molto importante, particolare e da un certo punto di vista insolito. Ecco, tracciamo un bilancio di questa esperienza. Quali erano le vostre aspettative e come siete tornati da Milano? Beh, le aspettative erano ovviamente ottimistiche perché sapevamo dove ci calavamo, abbiamo cercato di arrivare preparati raccontando quello che era il nostro territorio anche sugli elementi basici di questo fuorisalone che fondamentalmente erano quelli della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente e anche la tutela dell'ambiente. Quindi ci sentivamo assolutamente a nostro agio perché, come diceva anche prima Alessio, è una delle cose a cui teniamo di più e che curiamo continuamente. Ci aspettavamo un buon ritorno che c'è stato, la nostra zona, eravamo in centro a Milano, nella cosiddetta area Tortona on the Rocks, abbiamo avuto 37.000 visitatori, 45.000 gadget che sono stati donati a coloro che sono venuti da noi, abbiamo fatto 1.300 stories sui nostri canali, più di 120 uscite tra radio e stampa nazionale. È stato assolutamente un passaggio molto importante e significativo anche per la qualità degli ospiti, perché era un ospite attento sia a questi elementi di sostenibilità e di ecologia che stavano un po' alla base di Fuorisalone, attento alle cose buone, alle cose belle, e attento anche a quelle che sono le caratteristiche dei prodotti che hanno una marcia in più rispetto a quelli medi. Quindi sicuramente ci siamo rivolti a un pubblico giovane, preparato, e che è un po' quello che oggi caratterizza, che per fortuna caratterizzerà il mercato nel prossimo futuro. Ci fermiamo, una breve pausa per la pubblicità, poi torneremo a parlare del San Daniele, la conquista di Milano e non solo. Ben ritrovati a questa puntata speciale di Screenshot che dedichiamo a questa missione del consorzio del prosciutto di San Daniele, del prosciutto stesso a Milano. Una partecipazione particolare al fuorisalone con l'installazione immersiva Vento che ha accompagnato tutti i visitatori del fuorisalone e non solo in questo viaggio multisensoriale alla scoperta certamente del prodotto, ma soprattutto del territorio dove questo prodotto nasce, un territorio che abbiamo ricordato è parte fondamentale poi del prosciutto di San Daniele. Per ritornare proprio all'atmosfera del fuorisalone direi di proporre l'intervista al presidente del consorzio Giuseppe Villani che ha sentito per noi proprio a Milano Francesca Spangaro. Questo anche per capire proprio lo spirito con il quale si è andati nella capitale economica del nostro paese. Presidente, mi ha colpito molto nel suo intervento e partirei da lì, il discorso che ha fatto sul way of life, modo di vivere, perché qui questa sera ci si presenta effettivamente con tanti valori d'insieme, cioè non è solo un prodotto, è un modo di vivere. Noi siamo stati colpiti dal fatto che la settimana del fashion e del design aveva come uno degli argomenti principali il rispetto dell'ambiente nel disegnare un nuovo modo di vivere. Allora noi ci siamo detti, ma è il nostro il nuovo modo di vivere, perché se uno viene a San Daniele e respira un modo di vivere che non lo sanno mica gli altri qual è, ma non è questione che a San Daniele sono lenti a vivere e a lavorare, non sono lenti a riflettere su come si deve vivere. Io l'ho imparato perché io sono di Modena
Me l'ha detto anche l'assessore, dice ma lei cos'è? È di Modena, cosa fa qua? Sì, ci ho messo 20 anni a entrare nel cuore dei sant'Anielesi, però ho capito, il modo di lavorare non è più lento, è il modo di assorbire le sensazioni dalla natura che ci vuole del tempo. Per cui alla fine il nostro prodotto è la risultanza di un insieme di riflessioni su come si deve fare il prodotto, e siamo arrivati a fare un prodotto che è il massimo del rispetto dell'ambiente, perché noi non usiamo niente dell'ambiente. Noi quando lavoriamo usiamo pochissima tecnologia, cioè la tecnologia è tanta, ma per sfruttare gli elementi della natura. Quando noi abbiamo nominato vento questa manifestazione, perché è l'aria, noi esaminiamo l'aria nella sua componente della temperatura e dell'umidità e riusciamo a stagionare il prosciutto senza incidere con l'energia e con le azioni tecnologiche, ma riflettendo su come deve lavorare il prosciutto usando la natura. E qui c'è l'essenza della sostenibilità. Questa è l'essenza della sostenibilità, e quindi anche, brava, è questo, l'uso della natura e il modo di vivere, sono i due elementi fondamentali, ma solo che noi dovremmo insegnarlo agli altri 8 miliardi di persone. Beh, si parte da Milano, qui passeranno tante persone in questi giorni. Ma capisci cosa vuol dire vivere in Friuli e in particolare in San Daniele? Io sono di Modena, ma sono un appassionato di come si vive. E l'ha conquistata, insomma, anche questo poi, evidentemente. Una vetrina, il San Daniele è conosciuto già in tutto il mondo, non ha bisogno di vetrine, però qui c'è davvero, è la settimana un po' del bello, ma anche del buono, e quindi un'implementazione anche dal punto di vista proprio di conoscenza. Beh certo, noi abbiamo fatto un grande sforzo a venire qua perché ci vedano, perché il mondo del San Daniele è anche un po' chiuso, noi facciamo un prodotto eccezionale, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, tanto è naturale, però non siamo tanto bravi a divulgarlo, anche perché i nostri numeri sono piccoli. Quindi non possiamo esagerare, la gente deve cominciare a capire cos'è, pian piano. E allora torniamo in studio, vado da Prolongo. Vedendo queste immagini pensavo una cosa, basta adesso vederla, una fetta di San Daniele, per sentirne il profumo, no? Il gusto, uno riesce ad assaporarlo vedendo. Ecco, questa poi è un'operazione che si può fare raggiungendo altre parti del territorio, lo diceva prima anche Cicchetti, poi l'obiettivo è quello di portarli qua, riuscire ad ingolosirli, ma non solo, far capire proprio che cosa c'è dietro, lo diceva in questa intervista al presidente Villani, no? Trasmettere questi valori, far capire che questo è un modo di lavorare, un modo di vivere, un modo di produrre. Beh, assolutamente, difatti il consorzio del prosciutto sta lavorando proprio per negli anni riuscire a portare in Italia, in Europa e in tutto il mondo proprio una conoscenza più dettagliata ma vissuta, quindi del San Daniele. Quindi sta aprendo dei format che sono per esempio aria di festa trasportata, la nostra festa principale, trasportata in varie città italiane, ad esempio, che si chiama Aria di San Daniele, ovviamente per dargli una connotazione comprensibile a chi partecipa. Quindi facciamo delle settimane o più giorni in locali nelle principali città italiane dove il San Daniele è un protagonista. Vengono fatti dei format poi per insegnare, per spiegare il rispetto del prodotto, per spiegarne l'utilizzo, per spiegarne i profumi, i sapori, gli aromi, perché è un prodotto che va raccontato e una volta raccontato non può che rimanere nel cuore delle persone che lo vivono e che lo assaggiano. Quindi questo format è già da anni che lo stiamo portando avanti, ha avuto un grande successo, lo replicheremo ancora, e poi abbiamo avuto la permanenza a Fico che è stata anche quella molto molto positiva, tutti i visitatori che sono passati in quell'ambiente hanno potuto veramente assaggiare e vivere di persona il prosciutto di San Daniele. Questo secondo me è il percorso che il consorzio
sta facendo e deve continuare a fare e a migliorare in tal senso. Quindi una diffusione del prodotto tramite gli assaggi, le degustazioni e la conoscenza, e un altro percorso che è proprio quello di cui abbiamo parlato un po' tutti, della sostenibilità e del land of waste, quindi cercare di non sprecare le risorse, cercare di riutilizzare al meglio tutto quello che abbiamo a disposizione nelle nostre filiere produttive e di far sì che questo diventi un qualcosa di naturale, di quasi semplice da fare. Deve essere questo il percorso per il futuro, ecco, a mio avviso. Prima il direttore Cicchetti ricordava alcuni numeri per tracciare un bilancio di quella che è stata l'esperienza a Milano. Il territorio, il nostro territorio ha compreso questa missione, l'ha compresa fino in fondo secondo lei? Allora, ci sono i buoni presupposti, viene compresa, ci sono dei feedback molto molto positivi e secondo me potrebbe anche essere un qualcosa a cui ispirarsi. Quindi io sono una persona ottimista di natura, io sono uno fiducioso, sono uno positivo. Di questi tempi positivo fa un po' sorridere, però, però prendiamolo per il concetto fondamentale per cui è stata creata la parola. E quindi io sono fiducioso che più noi spingiamo in una determinata direzione, più poi il resto di altri produttori, di altri prodotti possa prendere ad esempio un qualcosa di positivo. Quindi si ha bisogno di avere esempi positivi in questo momento della nostra vita e del nostro momento storico. E quindi ci credo molto, e come ci credo io ci crede tutto il consorzio di San Daniele, e penso anche alle persone di San Daniele, perché comunque fanno parte stessa della realtà. Quindi c'è un prodotto eccezionale, un territorio eccezionale e delle persone eccezionali che fanno questo prodotto. E a proposito di territorio e di comunità, a Milano c'era anche il sindaco di San Daniele, Pietro Valent. Sentiamolo nell'intervista di Francesca Spangaro. Sindaco, il nome di San Daniele del Friuli con il consorzio del prosciutto di San Daniele arriva a Milano nel momento in cui a Milano c'è il mondo, il bello e il buono, viene raccontato alla Milano Design Week e al Fuorisalone in particolare, è una prima volta ed è speciale. È una prima volta molto importante della quale andiamo molto orgogliosi. San Daniele è un'eccellenza del Made in Friuli, del Made in Italy, che arriva qui a Milano proprio come diceva lei, quando a Milano c'è il mondo, quindi un momento particolare per far conoscere questa eccellenza dell'enogastronomia, qualcosa che già conoscono nel mondo ma che potranno apprezzare ancora meglio e anche collegarla a quello che è l'ingegno dell'arte italiana. Ecco, diciamo che appunto il San Daniele non ha sicuramente bisogno di pubblicità, è importante quello che è il messaggio che viene veicolato qui, anche un messaggio legato al territorio, un messaggio legato anche all'ambiente. È un messaggio importante quello legato al territorio e all'ambiente, perché il San Daniele è figlio proprio della situazione particolare che si vive nel nostro territorio sandanielese, che è fatta di aria, viene ben raccontato in questa nostra esposizione, di acqua, è fatta di tempo, è fatta di sapienza dei nostri antenati che hanno tramandato di generazione in generazione il sapere di come fare il San Daniele. Poi è legato al discorso della qualità. Qui a Milano in questa settimana del design si guarda la qualità italiana, al genio italiano, e il San Daniele è un prodotto di assoluta qualità e deve, diciamo, gareggiare, essere partecipe dei tavoli dove si parla di luxury e di prodotti di altissima gamma. E sempre di più con una sensibilità che fa del particolare, del territorio, un valore a livello globale, insomma questo è importante. Sì, il San Daniele, come si diceva, è figlio di un territorio che è più ampio anche della città stessa di San Daniele. Da un lato ci sono le colline, dall'altra c'è il Tagliamento, che è il fiume più importante che abbiamo in Friuli Venezia Giulia, è uno dei più importanti d'Europa per la sua conformazione, per il fatto che è rimasto un fiume ancora del tutto naturale, e questo fa capire come il San Daniele possa essere al 100% un prodotto totalmente naturale, figlio della nostra terra. E allora, direttore Cicchetti, ci avviamo verso la conclusione di questa puntata. Forti di questa esperienza, adesso come guardate al futuro, con quali altri obiettivi? Avete osato, no? In questa occasione è importante sapere anche osare. Sì, abbiamo osato, sembra che ci sia andata bene, quindi penso anche che il messaggio che vedo tutti gli interventi e delle interviste fatte a Milano la settimana scorsa hanno centrato era quello di raccontare un territorio e anche un modo di rispettare l'ambiente in cui si opera e di dove si lavora. Mi pare che gli elementi, oggi sono passati tempi difficili, no? Per gli uomini, per il pianeta,
la pandemia, la guerra, adesso eventi inaspettati che però hanno contraddistinto sempre la storia degli uomini, quindi abbiamo focalizzato ancora quelli che sono gli elementi importanti. Si può fare un grande prodotto, si può avere una grande esperienza, ma ci vogliono gli elementi del rispetto dell'ambiente, della natura, del clima, che sono fondamentali e spesso sono fondanti. Perché si fa lì una cosa e non altrove, e anche perché ci sono questi elementi che non sono assolutamente spostabili da altre parti né replicabili in questa maniera. Poi ricordiamoci, c'è sempre il genius loci, cioè la capacità di fare, che è legata agli uomini che fanno le cose e che le rendono uniche e ripetibili. Quindi questo era il messaggio che volevamo dare, questa era una vetrina in cui ci sembrava giusto farlo, il contesto adatto, ed è quello che poi è un po' il nostro leitmotiv che stiamo comunicando col San Daniele ovunque andiamo, non solo in Italia ma anche nel mondo. E allora grazie a Mario Cicchetti, direttore del consorzio del prosciutto di San Daniele, Alessio Prolongo, vicepresidente del consorzio. Naturalmente buon lavoro da qui in poi, e insomma a noi che veramente siamo a 2 passi da San Daniele, ricordiamoci, ce l'abbiamo a portata di mano, San Daniele ha conquistato Milano, noi ce l'abbiamo qua vicino, abbiamo la fortuna di poterlo assaporare appena affettato ogni giorno, non dimentichiamocene. Grazie per averci seguito, alla prossima!